sono rimasto stupito nell'incomprensione. Perché secondo me questa manifestazione non aveva senso. Stupore e incomprensione da parte del rabbino capo della comunità ebraica del Friuli Venezia Giulia agli scontri di Udine, seguiti al corteo per la pace, per la Palestina libera e contro il genocidio di Gaza. Le motivazioni che io vedo per queste continuazioni di manifestazione è un odio non a difesa dei palestinesi, ma semplicemente un odio dello Stato di Israele e del popolo israeliano e in un modo più allargato del mondo ebraico. Adesso che c'è cessato il fuoco, adesso che le immagini e che si può vedere la realtà com'è, genocidio non c'è. Un genocidio è per principio, per definizione, la volontà determinata di un gruppo di cancellare fisicamente ognuno un popolo completo, una propria minoranza. Non c'è una volontà di uccidere i civili. Purtroppo i civili sono stati messi in mezzo, io lo ripeto, lo ribadisco, e questo non vuole essere visto da Hamas come scudi ai loro combattenti. Inevitabilmente ha creato all'interno del mondo ebraico e del mondo israeliano, dell'esercito israeliano, un problema etico. Nel mondo ebraico bisogna capire che noi non ci rallegriamo mai della morte di un nemico. Il rabbino ha detto la sua a Ring anche sulle posizioni della relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, Francesca Albanese. Signora Albanese, non è una critica o una politica, è una attivista. Lei ha fatto le sue scelte, però quello che dice si basa ancora una volta su delle informazioni falsificate.